Mario Trevi lo conosco da sempre, perché poi ho un ricordo bellissimo, perché la prima volta che ho cantato in vita mia avevo 11 anni, e la prima canzone che ho cantato, più che altro era recitata, perché a cantarla era Lino Granata, papà di Ivan Granatino, e facevamo a pagella e io facevo il bambino rapinato, insomma ammazzato. Allora ho un ricordo bellissimo, insomma, per quanto riguarda Mario Trevi. Poi è stato sempre uno che ha accompagnato le mie giornate, insomma, perché poi Trevi si sentiva sempre nell'aria, nei rioni, ovunque. Mi ricordo le domeniche, più che altro, le domeniche pomeridiane, quando non c'era, insomma, internet, tutte queste cose qua, allora tu sentivi uscire dalle case, insomma, musica, e tra queste, insomma, c'era quella di Mario Trevi. Io sono cresciuto tra Mario Trevi, Mario Merole e Michael Jackson, insomma, non ho avuto mai barriere, assolutamente. Quale canzone mi viene in mente? Mamma mia, tantissime. La prima che mi viene in mente, vabbè, è a Pagella. Per farti vedere, aspetta, ma vi faccio vedere una cosa. Sul telefonino, se riesco a farvi vedere. Allora, guardate qua, io vado nelle cose, guardate che c'è scritto quarto a Pagella, perché a Pagelli chi è? È il numero di Pasquale Lino Granata, e io ce l'ho memorizzato a Pagelle. Allora com'è? Quali pezzi? A Pagelle minimo, è il pezzo che ha Mario Trevi uguale a Pagella per me. Da indifferentemente a Pagella. Ci stava un pezzo che mi ricordo benissimo, perché con i Buddha Bash c'è uno dei componenti dei Buddha Bash che impazzisce per il pezzo. Hanno acceso il benzina, tutta bomba a benzina, hanno fatto una rapina, 4 banditi con 1.300. Bellissimo, la adoro anch'io questo pezzo, e loro non ci potevano pensare, perché lui mi diede là, pensava che io non conoscessi il pezzo, e io gliel'ho cantata proprio dalla prima all'ultima frase di questo pezzo. Vabbè, insomma, Mario Trevi, il grande, l'immortale. Bene, sono contento di conoscere la sua musica e di omaggiarlo sempre. Ho bellissimi ricordi di film di Mario Trevi, ricordi di sceneggiate, ricordi dei suoi festival che ha fatto, perché poi io sono uno sono curioso. Oggi in rete fortunatamente c'è tutto, poi grazie a voi che lo seguite, mettete un po' tutto, io vi seguo anche su Instagram, su Facebook, e insomma vedere Trevi duettare anche con, se non vado errato, con Mina, ha fatto delle cose che ho visto, insomma, non solo, ma ne ha fatto con tantissimi, insomma. Viva Mario Trevi. Io poi c'è un po', oggi l'ho stata a mamma con una scusa, e sono partito per il paese, oggi ho attraversato campagna. Ciao grande Mario Trevi, sei un grande.